Mentre teniamo a parte come le mote abbiano ispirato e motivato le ton attraverso I social media, ci sono altri modi in cui le mote le valorizzano tramite I social media, oltre all'abbigliamento e alla moda. Le don sono incoraggiate a vedere mote della loro stessa età, taglia e altezza sfogirsi on sicurezza I loro look sui social media. Nel corso degli anni I social media non sono stati utilizzati per la comunicazione, ma hanno anche fornito una piattaforma dove le persone possono trovare ispirazione in ambito moda. Se siamo passati tutti almeno una volta davanti allo specchio, chiedendo chi sei o utvid che abbiamo scelto metta in risalto I nostri punti di forza. In quel momento non si tratta solo di tessuto o vestibilità, si tratta di come si fa sentire. Gli abiti che scegliamo danno il to alla giornata che si aspetta. O utvid perfetto ci dà la sicurezza di uscirsi pronti ad affrontare qualsiasi cosa si riservi il futuro. Quando I vestiti sono in sintonia con la nostra personalità, il nostro corpo e il nostro umore, diventano uno strumento quotidiano per trasformare il nostro aspetto e il nostro stato di animo. Abbigliamento è molto più di un semplice tessuto. Per molti funziona amplificato relativo. La moda persona è un modo per proiettare forza. Per altri si tratta di sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Saper scegliersi abiti che si adattino a noi, alla nostra personalità e al nostro fisico è ciò che rende la moda così stimolante. La moda non deve seguire una formula predefinita. Deve essere personalizzata, creata da noi. Non lasciate che siano I vestiti a indossarvi, ma siate voi a indossare I vestiti. La moda è il modo in cui scegliamo di presentarci. Il modo in cui vogliamo essere percepiti dagli altri. I nostri abiti sono associati alla nostra identità, al modo in cui si mostriamo agli altri. La moda influenza immagini si per sé determina se si sentiamo sicuri e forti. Se usata nel modo giusto, può migliorare la nostra autostima. È importante che le persone indossino ciò che le fa sentire bene e ciò che le motiva ad avere una splendida giornata.